Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ucciso a colpi di arma da fuoco nelle campagne di Partinico, la vittima è un uomo di 73 anni, indagano i carabinieri. A Capaci scontro in piazza tra due bande di giovani, ferito a coltellate un 19enne, gli investigatori ipotizzano un regolamento di conti. A Catania, arrestati in 3, avevano tentato l'assalto a un ufficio postale di Gravina per rapinare 150.000 euro. Scandalo a Palermo allo Zen 2, l'acqua pubblica è gestita da Cosa Nostra, un danno da 5 milioni di euro per l'acquedotto. Sull'Etna, spazzaneve a macchie di leopardo, protestano i gestori di un rifugio a Piano Provenzano ancora circondato dal ghiaccio. A Ragusa il no degli agricoltori all'accordo del libero scambio con l'America del Sud, il Mercosur, che esclude i vini e le eccellenze locali. Le imitazioni importate sarebbero vendute a prezzi molto più bassi. Nel calcio, stagione finita per il difensore di Gennaro, il giocatore rossoazzurro ha riportato la rottura del legamento crociato, intanto ufficiale la cessione di Stoppa alla San Benedettese. Buonasera, apriamo con la cronaca. Un uomo di 73 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nelle campagne di Partinico nel Palermitano. Vito La Puma, questo era il suo nome, si tratta di un allevatore, gli inquirenti al lavoro per capire chi ha sparato. Il servizio di Marco Gullà. Ucciso nelle campagne di Partinico, un uomo di 73 anni, Vito La Puma, di Borgetto, è stato assassinato tra Partinico e Borgo Parrini con colpi di arma da fuoco. La Puma, che faceva l'allevatore di bestiame, è stato freddato nella tarda mattinata di oggi, ucciso da 2 colpi, uno alla testa e uno alla mandibola. Sul delitto indaga la polizia, la sezione omicidi della squadra mobile. La vittima ha piccoli precedenti. Nel suo passato c'è un episodio noto alle cronache risalente al 2015, quando fu arrestato per furto aggravato. La Puma era stato sorpreso dai carabinieri all'interno di un fondo rustico di Borgetto mentre stava rubando alcune pedane da ponteggio in ferro. Le aveva sottratte al proprietario del terreno dove portava le pecore a pascolare. Gli agenti stanno scavando nel passato della vittima e stanno ascoltando i familiari di La Puma straziati per la perdita del loro caro. Ancora ignoto il movente e soprattutto chi ha sparato, anche perché nella zona dove è stato ritrovato il corpo senza vita di La Puma è aperta campagna e non ci sono telecamere. Restiamo a Palermo perché dobbiamo registrare ancora violenza in città e in provincia. Un giovane è stato accoltellato a Capaci in un regolamento di conti di un gruppo con il quartiere Marinella. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il servizio. Ancora violenza, ancora una rissa che sfocia nel sangue. Siamo a Capaci, in provincia di Palermo. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato al termine di una lite. Alla base potrebbe esserci un regolamento di conti tra un gruppo di ragazzi del quartiere Marinella a Palermo e alcuni giovani di Capaci. Uno scontro a più riprese. Il ragazzo ferito sarebbe stato coinvolto in una prima aggressione avvenuta nelle ore precedenti proprio alla Marinella, quartiere di provenienza del gruppo rivale. I giovani palermitani si sarebbero organizzati e sarebbero partiti alla ricerca del 19enne, tendendogli poi un agguato a Capaci. Durante il secondo confronto sarebbe appunto spuntato un coltello con il quale è stato ferito il 19enne. Ho sentito dire che tutto è iniziato in piazzetta Padre Pio. Poi da là sono venuti qua, è scappato forse il ragazzo, non lo so, sono venuti qua e si sono litigati. Però poi non ho sentito più niente. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e dare un volto ai partecipanti della rissa. Indagini in corso anche sul movente. Adesso parliamo di una donna ferita misteriosamente trovata a terra in casa ad Aci Platani nel Catanese. Potrebbe trattarsi di un malore, dicono fonti investigative, dopo i riscontri nell'appartamento con il fattore che aveva creato scalpore nella cittadina del Catanese. All'inizio la paura, perché sembrava che si fosse trattato di una rapina violenta. Il servizio di Orazio Longo.
Non sono stati riscontrati segni di effrazione e di presenza di persone in casa e non mancherebbe nulla dall'abitazione. Questi sono i rilievi che le forze dell'ordine hanno potuto appurare nel caso dell'anziana trovata a terra in questo appartamento ad Aci Platani, nella Cese. Fatto che aveva allarmato l'intera comunità. Nulla è ancora escluso, le indagini sono ancora in corso, ma potrebbe non trattarsi di un'aggressione criminale e di un conseguente tentativo di rapina violenta, come paventato all'inizio, bensì di un incidente domestico. La donna, 87enne, è stata ritrovata a terra dolorante e ferita dalla sorella. Aveva le chiavi di mosoro, perché c'è tutto si sconda la chiave. Se siamo noi, siamo solo, come oggi, mio figlio mi dice, ma pigliare la chiave, se non era ancora, che ancora erano di 9. Noi la troviamo ancora perché sempre siamo in contatto. Se uno c'è tutto non telefonava, ma uno doveva sapere che era andare. Ma andare è stata, ne parlava molto aspetta. Quindi la signora sembrava morta? Sì, perché c'era tutto muso. Io, certo, quando avevo magari del freddo non lo so che cos'era. E poi tutte Maria Finocchiaro è stata trasportata all'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove è stata ricoverata. Non ha potuto spiegare quello che le è successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Acireale, i carabinieri e la polizia scientifica, che si sono avvalsi anche delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire gli eventi. Lo Stato c'è, sono queste le parole pronunciate dal prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, al nostro TG al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli ultimi colpi ai bancomat della provincia. L'intervistata per noi Francesco Aloi. Lo Stato c'è, ma lo Stato siamo tutti noi, sono anche i cittadini. Noi faremo la nostra parte. La criminalità prova ad alzare la testa, ma lo Stato c'è e risponde presente. Gli ultimi 2 colpi ai bancomat di Palazzolo Acreide e Buccheri nel Siracusano non sono passati inosservati. Controlli rafforzati anche durante la notte. È la decisione emersa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo Stato c'è, noi abbiamo confermato questa presenza, ci saranno dei servizi strategici di controllo del territorio, ho dato appunto indicazione al questore, ho dato delle direttive. Nel bancomat di Palazzolo c'erano 90.000 euro, 74.000 in quello di Buccheri, tutto portato via in pochi minuti. E proprio qui la banca potrebbe non riattivare lo sportello, l'unico nel borgo. Mi vorrei accertare che questo non avvenga e quantomeno si ripristini un servizio che per noi è di fondamentale importanza. Comunque esclusa l'ipotesi delle ronde notturne dei residenti. Al di là della segnalazione che ovviamente dovrebbe essere fatta da chiunque vede delle anomalie nel territorio, ma non si parla assolutamente di ronde. Ci è stato suggerito, ed è quello che noi intendiamo fare, di sensibilizzare di più la comunità. Ma l'allarme sicurezza è anche a Siracusa città. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti. Stiamo avviando dei lavori anche con le associazioni anti-racket, anti-usura, e a breve faremo degli incontri. Tra l'altro la videosorveglianza c'è e ci sta dando una mano d'aiuto. Assaltato nel Catanese un ufficio postale, siamo a Gravina di Catania, sono stati arrestati in 3, il bottino è di 150.000 euro, il servizio di Emanuela Corsi. 3 catanesi di 28, 55 e 60 anni sono finiti in manette per una tentata rapina in concorso nell'ufficio postale di Gravina di Catania. Li vediamo in queste immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza in azione. Uno di loro con un arnese artigianale a forma di L, studiato come una sorta di braccio meccanico, abbassa dall'esterno il maniglione antipanico e riesce ad aprire la porta delle poste, mentre il complice entra con un borsone in tela da riempire con la refurtiva. Ad attirare l'attenzione degli agenti di polizia è stata un'autovettura su cui era stata apposta una targa visibilmente contraffatta. Nel frattempo, sempre gli agenti hanno visto arrivare un uomo alla guida di uno scooter, fermo con il motore acceso poco distante dall'ufficio postale. Dopo qualche minuto di attesa, il passeggero dell'auto è sceso con il volto coperto da un casco di colore bianco, portando con sé l'attrezzo in metallo a forma di L, raggiunto poi dal complice sullo scooter.
Gli agenti, come vediamo, sono entrati in azione e li hanno bloccati con in mano il borsone in tela all'interno del quale vi erano delle banconote destinate ad essere caricate per un importo pari a 150.000 euro. Fermato anche un terzo complice che era alla guida dell'auto, noleggiata per la commissione del reato e che si era allontanato dal posto subito dopo aver fatto scendere dal veicolo uno dei ladri. Uno dei malviventi è stato trovato in possesso di una pistola a salve. C'è un nuovo scandalo a Palermo e riguarda l'acqua pubblica gestita da piccoli boss del quartiere dello Zen 2. Un danno, pensate, da 5 milioni di euro per l'acquedotto, il servizio di Mallioveola. Lo hanno già chiamato rubinetto selvaggio, è il nuovo scandalo che si scopre allo Zen di Palermo dopo una serie di verifiche sulla situazione del quartiere più difficile della città. C'è una mafia dell'acqua, così come una mafia delle occupazioni abusive. Da anni ormai i condomini di molte palazzine dei Casermoni dello Zen 2 non pagano le forniture idriche. Per l'acquedotto di Palermo un danno da 5 milioni di euro di mancati incassi, ma nonostante le forniture siano state interrotte in molti di quei casermoni, in rete l'AMAP continua a immettere 1,5 milioni di metri cubi l'anno che vengono consumati, ma nessuno li paga. Sigilli forzati, contatori resi inaccessibili da armadi blindati o da sentinelle, e in tanti l'acqua sono costretti a pagarla, sì, ma agli emissari del piccolo boss dell'isola che gestisce quei contatori illegittimamente. Una situazione che fa il paio con il collocamento immobiliare di Cosa Nostra. Ogni immobile che resta vuoto per decesso dell'assegnatario o anche dell'occupante abusivo o in taluni casi per assenza provvisoria viene forzato e riassegnato a qualcun altro, non secondo una graduatoria legittima ma in base alle indicazioni di Cosa Nostra. Ripristinare la legalità dopo anni di abbandono non è cosa facile. La mafia dell'acqua agisce non solo allo Zen ma quasi in tutte le strutture di case popolari in giro per la città. A Bonagia, a Ballarò, al Borgo Vecchio il comune è già intervenuto. Interi stabili sono stati disconnessi dalla rete e poi sono state attivate nuove forniture ad personam. Ora si guarda allo Zen, ma per cacciare gli abusivi e ripristinare le forniture legittime si rischia di dover intervenire con le forze dell'ordine in una situazione complessa. Adesso a Catania torniamo sul caso del bambino picchiato con il cucchiaio di legno. Mentre scatta il divieto per i genitori di avvicinarsi al ragazzino, il comune annuncia sanzioni disciplinari perché ha ignorato gli allarmi. Il servizio di Emanuela Corsi. Se ci sono state delle lentezze da parte degli organi verranno presi i provvedimenti disciplinari. Non ammette errori, l'assessore Serena Spoto decisa ad andare avanti sul perché il caso del bambino di 11 anni picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno non è stato attenzionato dai servizi sociali, nonostante le segnalazioni della Procura per i minorenni. L'unica segnalazione è stata effettuata a giugno da parte della Procura, a giugno del 2025, con un sollecito di settembre 2025. Prima di quella data non vi era stata nessuna segnalazione da parte della Procura ai servizi sociali. Stamattina ho già attivato un tavolo tecnico proprio perché questi disservizi, non si possono assolutamente verificare. Già nei giorni scorsi, dopo lo scoppio del caso mediatico, l'assessore aveva annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico. Fondamentalmente stiamo cercando di comprendere quali sono le criticità all'interno dei nostri uffici in modo da poter essere sempre più celeri, cercando di ridurre al minimo la burocrazia e per poter essere sicuramente più efficienti. Intanto il quadro che emerge dalla Procura etnea è sempre più drammatico, una storia di ripetuti abusi e umiliazioni nei confronti del piccolo e delle sue sorelline di 8, 7 e 4 anni. Dalle testimonianze dei prossimi congiunti, ha spiegato in una nota il procuratore Curcio, è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori, che hanno provocato sul corpo in più circostanze lividi e segni di violenza. Sempre dalle indagini è emerso che il patrigno, per banali monellerie come essere salito su un banco di scuola o avere fatto piangere una delle sorelline, avrebbe picchiato la piccola vittima e l'avrebbe rinchiusa a chiave in uno sgabuzzino. Intanto gli agenti della squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento disposto dal GIP nei confronti dei genitori dell'undicenne, indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. Adesso andiamo sull'Etna perché si esaurisce l'emergenza neve ma resta l'inefficienza. Gli spazzaneve sono attivi a Macchia di Leopardo, lungo la strada Mare Neve, verso Piano Provenzana, protestano i gestori di un rifugio ancora circondato dal ghiaccio. Il servizio è di Eva Spampinato.
Passato il maltempo e le abbondanti nevicate che hanno trasformato il paesaggio sull'Etna, resta la neve e resta in mezzo alla strada, ma non in tutti i tratti. Il video registrato dall'auto che affronta i tornanti della Mareneve in direzione Piano Provenzana mostra chiaramente una viabilità a 2 velocità. La maggior parte del manto stradale è stato pulito dagli spazzaneve, che però hanno lasciato coperto da un duro strato di neve e ghiaccio un ampio tratto di strada all'altezza di un noto chalet che si trova in mezzo ad un bosco. A segnalarlo con disappunto e perplessità sono i gestori del rifugio. Il servizio non fa il proprio dovere di arrivare fino allo chalet Clan dei Ragazzi. A 200 metri da noi si fermano e non si sa il perché. La responsabilità relativa al tratto in questione è della provincia, ovvero della città metropolitana. La questione è stata sollevata ieri durante il tavolo tecnico in prefettura dal sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta. Esprimendo il nostro disappunto per il ritardo nello spazzamento della neve. Ciò costituisce un danno sia al comparto economico, ma soprattutto può costituire un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone. Si parla tanto di turismo sull'Etna, si parla tanto di dare servizi e la neve necessita che ci siano tutti i servizi. Qualora la città metropolitana non riesca entro tempi brevi, interverrà il comune con dei propri mezzi. E se non dovessero ancora attivarsi gli spazzaneve provinciali, ci penseranno il sole e le temperature in risalita a pulire la strada davanti al Clan dei Ragazzi. Adesso parliamo di aumenti con il nuovo anno, ulteriori rincari per i catanesi. Dal 1 gennaio la Giunta Comunale ha deliberato l'aumento del 15% sulla tassa di suolo pubblico, una tegola per commercianti, ristoratori e operatori dei mercati. Il servizio di Tonino De Mano. Nuovo anno, nuovi rincari e a Catania arriva anche l'aumento della tassa sul suolo pubblico che di certo non fa fare salti di gioia a commercianti, ristoratori ed operatori dei mercati rionali. Dal 1 gennaio variazione percentuale del 15,8%, ovviamente a rialzo, e prime reazioni al mercato di Picanello dove l'umore non è dei migliori. I servizi sono sempre peggiori, aumentano le cose ma servizi non ne abbiamo assolutamente. Ha portato un aumento che apparentemente è di 33 euro, ma in realtà nel mio caso va moltiplicato per 4 posteggi settimanali. E ho 2 posti, perciò significa che aumentando 2 posti significa che è il doppio ancora. Questo aumento del suolo pubblico comporterà un aumento anche dei vostri prodotti? Sì, comporterà sì, però secondo me se alziamo i prezzi la gente non scende più. Insorge l'opposizione consiliare. E qui c'è da capire se questo adeguamento è regolare oppure no, perché al di là del fatto che io amministrazione mi sento obbligata, quando la legge dice che l'adeguamento è possibile, non obbligatorio, e qui c'è anche un altro errore in questa delibera, mi piacerebbe capire se l'amministrazione ha verificato ciò che dice la legge oppure ha sfruttato l'occasione per mettere un carico in più ai commercianti catanesi. Ogni modifica statutaria o di un eventuale importo deve passare dal Consiglio Comunale, non lo dico io, lo dice il TUEL, l'articolo 42, mi pare la lettera F, quindi l'amministrazione dovrà spiegarci perché ha fatto questa delibera di giunta senza proporlo prima nelle commissioni e poi votandolo e ratificandolo in Consiglio. Le nuove tariffe sono in vigore dal 1 gennaio 2026. Adesso andiamo a Ragusa dove protestano gli agricoltori per l'accordo di libero scambio tra l'Europa e alcuni paesi dell'America del Sud. L'accordo è meglio conosciuto come il Mercosur, restano fuori le eccellenze locali come il cerasuolo di Vittoria, l'Etna DOC, il pomodoro di Pachino e il cacio ragusano. Sentiamo il servizio di Veronica Barbarino. Il 17 gennaio sarà firmato in Paraguay l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e alcuni paesi del Sud America. L'intesa è definita strategica e basata su garanzie e tutele dell'agroalimentare europeo. Per l'Italia è vietata limitazione di 57 denominazioni protette tra formaggi, salumi, aceti e vini. Ma l'elenco suscita polemiche. Escluse infatti importanti eccellenze siciliane, come il cerasuolo di Vittoria, l'Etna DOC, il pomodoro di Pachino e il ragusano. Mentre ai produttori viene chiesto di sforzarsi a garantire la qualità, invece si trovano tagliati fuori da un sistema dove vengono invece privilegiate produzioni sicuramente inaffidabili sia sul piano della provenienza sia sul piano della qualità, a discapito non solo di chi produce ma anche di chi vuole portare
a tavola prodotti di qualità e soprattutto prodotti garantiti. Il libero scambio porta con sé opportunità, ma anche rischi concreti, come la concorrenza sleale da parte di prodotti a basso costo, realizzati senza gli stessi controlli sanitari, ambientali e normativi che gravano sui nostri agricoltori, con costi di produzione nettamente inferiori. Si aggiunge inoltre il pericolo delle imitazioni. In questo scenario, però, le denominazioni di origine controllata e le indicazioni geografiche restano una garanzia di qualità e autenticità. Sarà il consumatore, con le proprie scelte, a fare la differenza. Adesso parliamo di soldi, di economia per le imprese, si chiama STEP, il nuovo bando pubblicato dal Dipartimento regionale delle attività produttive dedicato ai progetti su tecnologie innovative e transizione green. Arriveranno in Sicilia 315 milioni a disposizione appunto delle imprese. I termini per la presentazione delle istanze scadranno il 13 febbraio. Servizio. Rafforzare la capacità tecnologica e la competitività del sistema produttivo regionale. Questo è l'intento di STEP, acronimo di Strategic Technologies for Europe Platform, nel nuovo avviso pubblico approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive nell'ambito del programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo 21-27. Il bando, presentato nella sede di Confindustria a Catania, mette a disposizione diversi milioni di euro per progetti su tecnologie critiche e innovative, capaci di sostenere la transizione green e digitale e di ridurre le dipendenze strategiche dell'UE. L'Unione Europea, che ha assegnato 615 milioni di euro alla Sicilia, ha un grande obiettivo con il regolamento STEP, che è quello di ridurre il divario tecnologico rispetto agli Stati Uniti da un lato e alla Cina dall'altro lato. Il tema non è utilizzare tecnologie ma è fabbricarle, in maniera tale che non si affrontino dei costi, chiamiamolo, di progetto, se prima non si ha la certezza, consentitemi, della steppabilità del progetto. Le agevolazioni coprono dal 50 al 70% degli investimenti, possono partecipare imprese di qualsiasi dimensione, anche in aggregazioni. Questo bando è incredibilmente interessante per le nostre aziende, che riusciranno a essere maggiormente competitive, rinnovate e arrivando anche a quella sostenibilità che tutti quanti vogliamo raggiungere. I termini per la presentazione delle istanze preliminari sono aperti fino al 13 febbraio. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport, il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, del calcio, con una notizia intanto di calciomercato, perché il Palermo comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Gian Giacomo Magnani dalla Reggiana. Magnani ha avuto il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanera. Adesso andiamo in Serie C per parlare del Catania, brutta tegola per i rossazzurri, si infortuna Matteo Di Gennaro, un infortunio che si è rivelato più grave del previsto con la rottura del legamento crociato. Intanto Stoppa è un nuovo giocatore della San Benedettese. Il servizio. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Matteo Di Gennaro ha confermato l'ipotesi peggiore. Il difensore si è fermato per un problema a un ginocchio dopo lo scontro con Fella in apertura della sfida con la Cavese. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico, ma per lui la stagione in corso è sostanzialmente conclusa. Una tegola ulteriore sul Catania, che deve fare i conti con l'emergenza difesa già da un po', tanto che è stato ingaggiato dal Monopoli Mirko Miceli, il 34enne difensore per il quale si attende solo l'ufficialità dopo i passaggi formali delle visite mediche e della firma sul contratto. Sicuramente, comunque, è da escludere un suo impiego contro la sua ex squadra, il Monopoli, domenica sera al Veneziani, un po' per opportunità, un po' perché è preferibile dargli qualche allenamento in più per integrarsi con i nuovi compagni. Il ritorno dalla squalifica di Celli rende questo possibile con un ipotetico trio insieme ad Allegretti e Pieraccini. Ma l'infortunio di Di Gennaro però costringerà il Catania a tornare sul mercato e trovare qualche altro difensore per puntellare il reparto arretrato, a meno di non bloccare Martic al momento in uscita. A proposito di uscite, è arrivata l'ufficialità invece della cessione di Matteo Stoppa alla San Benedettese. Il giocatore va nelle Marche in prestito secco.
Un'altra breve pausa. Entriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.